Come dicevo ai miei ragazzi, che oggi non era una partita di fioretto. Purtroppo il campo non lo permette ed è l'unico neo di questo stadio meraviglioso che ho dei ricordi bellissimi e delle annate bellissime, dove c'è stata anche una grande vittoria del campionato della C2 e già era un problema anche negli anni 90 quando c'eravamo noi. Non so se si può fare in campo in erba sintetica, se si può fare in erba naturale nuovamente. E ripeto, già allora noi giocavamo molto sulla seconda palla con Morgia, perché non potevamo mai imbastire giocate dal basso perché ti saltava, ed è quello che ho detto ai miei ragazzi. Oggi non c'è giocata di fioretto, non c'è il bel calcio, non c'è. Oggi c'è una partita maschia, una partita che chi arriva prima sulla seconda palla ha buone possibilità di poter vincere, chi vince i contrasti in mezzo al campo ha buone possibilità di vincere. Noi siamo stati un po' più fortunati, abbiamo avuto anche delle palle gol, abbiamo concesso con un tiro da 30 metri e a loro dipende una traversa, però ho visto un Marsala Maidomo che poi del resto un po' rispecchia quello che è l'allenatore Totò Blucculeri, che oggi mi dispiace che non era presente, per cui è una squadra che è viva. E vogliamo divertirci, non siamo una squadra che deve vincere il campionato, però siamo lì a rompere le scatole sempre a tutti. E ripeto, oggi era una partita fondamentale perché se ricascavi un'altra volta è sempre un bel guaio perché devi ripartire di nuovo da zero. Sono stati 3 punti importanti. Quello è stato una specie di tiro cross, ha preso una traiettoria totalmente diversa. Ti può dare quel segnale che se non stai attento sull'arco dei 90 minuti può andare anche sotto o puoi pareggiare la partita. Onestamente oggi volevamo a tutti i costi questa vittoria perché ti dà la possibilità di allungare in classifica, di lavorare in settimana che abbiamo la partita di Coppa Italia, un ritorno con Tellasca che non sarà nemmeno facile. Questi risultati ti portano anche entusiasmo, ti portano a lavorare bene all'inizio della settimana. Però fa parte anche del gioco che c'è sempre la squadra avversaria, perciò dobbiamo aspettarci anche che dall'altra parte vogliono o passare in vantaggio o almeno pareggiare. E il Marsala non è mai stato dopo. Dovevamo arrotondare, non siamo stati bravi, perché fuori gioco di troppo, che c'era, che se poi passi sul 2-0 è finita penso la partita. Però fino all'ultimo devo dire bravo ai miei ragazzi perché sono sempre stati sul pezzo per tutti i 96 minuti. Di piano ho avuto una piccola distorsione alla caviglia venerdì pomeriggio e non era della partita. E come sapete un paio di giocatori sono andati via al photo finish, come Aziz, Touré, lo Iacono, Garofalo si era già accasato la settimana prima, per cui dobbiamo riguardare un po' quello che è il mercato e cercare di prendere degli elementi per darli a sostenere un po' tutta la squadra che sta venendo fuori e sta lottando pallone su pallone. Ogni partita ha la sua storia. La storia di Marsala con Carlo Visella di oggi era quella di lottare su ogni pallone ed è stato fatto. Per cui la prossima non sappiamo che tipo di partita sarà. Tanto pensiamo al mercoledì, che sarà un'altra partita tosta di Coppa Italia, e poi pensiamo a quello che è il Casteldaccia, credo, domenica prossima.